3-2-1 via, amici della pallanuoto giocata, una buona sera e un buon mercoledì, giornata piuttosto inusuale per la pallanuoto femminile, per il campionato di A1, ma siamo qui, siamo alle piscine Montebianco di Verona e siamo pronti per assistere alla partita tra CSS Verona e Plebiscito Padova, 10ª giornata del campionato femminile di pallanuoto, Serie A1. La prima giornata del girone di ritorno vede appunto sfidarsi le ragazze di Giovanni Zaccaria della CSS Verona e le già citate campionesse d'Italia uscenti della Plebiscito Padova. Anche la 10ª giornata è una giornata pallanuotisticamente parlando un po' a spezzatino, poiché il 22 gennaio si è già giocata Equipo Orizzonte Torre del Grifo, il 26 di gennaio Velletri Bogliasco, oggi CSS Verona Plebiscito Padova e Florenzia Milano, mentre il 20 di febbraio addirittura al comunale di Rapallo Sis Roma. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa, che ci seguite dalla TV, dai vostri diversi dispositivi. Lo potete fare grazie ai mezzi di Avelli HD. Dunque una buona serata, un buon lavoro ad Andrea Colognese in regia, Gianni Patuzzo alle camere e poi accanto a me a raccontare questa 10ª giornata, questa prima giornata di ritorno del campionato femminile di A1. Giovanni Polo, buonasera Giovanni e buon mercoledì anche a te. Buonasera a tutti, grazie mille, pronti a questa partita in una giornata e ad un orario particolare, mai giocato. Giorno feriale per questa 10ª giornata comunque importante e ricca di partite di interesse per la CSS Verona e un po' per tutta la classifica del campionato femminile. Andando un attimo a dare una rapida scorsa di quella che è la classifica allo stato attuale, al giro di boa di questo campionato 2018-2019, abbiamo Equipo Orizzonte Catania che ha incontrato proprio Verona qua in casa nell'ultima di andata in testa a 27 punti, seguita proprio da Plebiscito Padova a 22 che si trova insieme a Rapallo Pallanuoto che è alla stessa cifra, ovvero 22 punti, seguite da Sis Roma, Florenzia, Bogliasco, Milano, Verona 6 punti e poi chiudono la classifica Velletri a 3 e Torre del Grifo a 0. Quindi come dicevamo e come dicevo, ogni partita di ogni giornata è di interesse per le nostre ragazze di Verona, Giovanni. Ma certo, diciamo che il passo falso di Padova rispetto a Catania, che le distanze per questo in classifica di qualche punto in più, è il pareggio contro Roma. Certo, Padova ha perso contro Catania, ma il pareggio contro Roma le ha dato quei 5 punti di distacco tra le due squadre che si vedono in classifica. Padova sicuramente giocherà agguerritissima per fare la partita e per portarla a casa, perché sono punti fondamentali anche per loro, per la lotta al campionato ovviamente. Aveva strapazzato infatti Plebiscito Padova il 19 di gennaio il Bogliasco per 16-3 e per andare un attimo a rivivere quel 13 ottobre, ovvero l'apertura del campionato di A1, Plebiscito Padova aveva regolato per 14-6 proprio le ragazze di Giovanni Zaccaria che vediamo sfilare ora davanti a noi e sono seguite dagli arbitri e dalla giuria di questa sera. Allora, senza dubbio ci aspettiamo una partita da parte delle nostre ragazze ora che siamo al giro di boa del campionato e magari più attenta rispetto alla nostra prima partita di campionato, sempre contro Padova. Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare a buoni livelli sicuramente, quindi vediamo che cosa ha preparato Giovanni per questa partita. Andiamo a dare lettura di quelle che saranno le formazioni in vasca, partendo dalle calotte blu, ovvero dalla squadra di Padova. Calotta numero 1 per Laura Teani, la 2 per Laura Barzon, la 3 Ilaria Savioli, 4 Martina Gottardo, 5 Elisa Queirolo, 6 Alessia Casson, 7 Alessia Millo, 8 Sara Dario, 9 Emily Grandevin, 10 Chiara Ranalli, 11 Carlotta Meggiato, 12 Susan Armitelle, 13 Carolina Giacon. Allena le Patavine Stefano Posterivo. Andiamo dalle nostre, le ragazze di Giovanni Zaccaria, calotta numero 1, calotta bianca per le giocatrici di casa, in questo caso rossa poiché portiera. Calotta numero 1 Michela Sbarberi, 2
Giulia Bartolini, 3 Francesca Cressoni, 4 Giorgia Peroni, 5 Elena Borg, 6 Cristina Logbo, 7 Ines Braga, 8 Veronica Perna, 9 Giulia Carotenuto, 10 la capitano Giorgia Prandini, 11 Maria Verzini, 12 Silvia Mattioni, 13 Divina Nigro. Siamo al completo, noi abbiamo tutte le nostre punte di diamante a disposizione, quindi ce la giocheremo il più possibile ad armi pari. È ovvio che poi il campo darà la verità, l'unica verità, quindi attendiamo di vederle scendere in campo, vedere con che piglio scende in acqua Padova e soprattutto con che piglio noi sapremo arginare questa squadra che è una superpotenza di questo campionato. Padova che peraltro viene da una serie di giornate calde ed intense per quanto riguarda la pallanuoto giocata, poiché proprio a Padova il 25, 26, 27 gennaio si è giocata l'Euroleague che ha permesso alle ragazze di Stefano Posterivo di passare il turno, non purtroppo per loro come prime, bensì come seconde. Questo significa che pur andando avanti nel cammino di Eurolega, l'Urna di Niona ha riservato duri scogli a Padova. Infatti le patavine dovranno incontrare prossimamente l'Uipest, squadra Mazzara, che nei preliminari peraltro ha battuto il Catania, lo scorso anno tra l'altro eliminò proprio le Venete sempre nei quarti di finale. Quarti di finale che si giocheranno 23 febbraio e 9 marzo. Chi vince accede alla Final Four. Sicuramente la partita che hanno disputato un paio di giorni fa le ragazze di Padova le avrà provate fisicamente, anche se rimane il fatto che Padova è una squadra abituatissima a questi livelli e ritmi, quindi molto probabilmente avranno assorbito quella partita quasi del tutto, quindi giocheranno al pieno delle forze anche questa sera, quasi sicuramente. E infatti ha pareggiato 9-9 con l'Olympiakos, Esatto, niente giusto per di meno esatto. che con l'Olympiakos. Si sta concludendo qui a bordo vasca la lettura delle formazioni che scenderanno in vasca, che si sfideranno peraltro sotto la guida degli arbitri Andrea Beretta di Latina e Luca Bianco di Brescia. Ancora una volta il pubblico di Verona non manca l'appuntamento, il bandierone della CSS Verona prontamente inquadrato dalla regia di Avelia sventola insieme alle bandiere giallo-blu, accompagnate dal ritmo dei tamburi. 5 che vengono scambiati tra le ragazze di Verona e di Padova e siamo praticamente pronti a dare il là alla prima giornata del girone di ritorno di questo campionato femminile di A1 2018-2019. Ci sfilano davanti le ragazze di Padova, abbiamo riconosciuto Casson che è stata qui a Verona un anno o un paio d'anni e ce la ricordiamo molto bene, adesso purtroppo ce la ricordiamo anche per l'essere temibilissima come giocatrice, quindi speriamo che come Mancina non ci punisca troppo, si ricordi di noi, che abbia un buon ricordo e magari ci grazi ogni tanto. Abbiamo visto sfilare anche Elisa Queirolo che quotidianamente accampa sui poster qua alle piscine da Monte noi. Bianco nelle vesti del 7 rosa, e quest'oggi insomma darà del filo da torcere sicuramente a Divina Nigro o a Michela Sbarberi. Sicuramente insomma le due portiere, chiunque giocherà insomma avrà a che fare con dei begli ossi duri anche questa volta, non solo come la scorsa giornata con Catania. Sì, purtroppo appunto veniamo da una partita dove siamo stati piuttosto bastonati e mitragliati dalle attaccanti del Catania, e questa sarà un'altra partita difficilissima per la nostra difesa, per i nostri portieri. Speriamo appunto di scendere in acqua con le idee chiare, perché sicuramente Padova è una squadra votata all'attacco e quindi noi dobbiamo necessariamente difenderci nel migliore dei modi. Tutte in un abbraccio le ragazze di Giovanni Zaccaria che ricevono le ultime indicazioni. Giovanni, ancora qualche commento relativo a questa 10ª giornata un po' a spezzatino, perché se Equipo Orizzonte Torre del Grifo è un risultato che insomma non dà modo di spiegare altro, perché il 21-3 dice dello strapotere di Equipo Orizzonte. Dall'altra però abbiamo un Velletri Bogliasco che è stata giocata sul filo del rasoio, ultimi 12 secondi Bogliasco si è aggiudicato la vittoria. La partita sì, Velletri poteva
probabilmente portare a casa un risultato molto utile in vista salvezza, però Bogliasco probabilmente ha tirato fuori quel qualcosa in più che ha garantito e portato alla vittoria. Fondamentali 3 punti anche per Bogliasco per giocarsi comunque una possibile Final Six a fine campionato. Bogliasco che sarà ospite nel girone di ritorno qui a Verona che invece già a partire da sabato inizierà le sue belle trasferte siciliane, poiché si gioca una partita importantissima il 2 di febbraio contro Torre del Grifo. Ma la partita importante, diciamolo Giovanni, è anche quella di questa sera, perché le ragazze erano partite bene nella prima giornata di questo campionato, nell'esordio nella Serie dei Campioni erano partite fortissimo contro Plebiscito Padova, senza quasi mostrare alcun timore reverenziale. Speriamo che il pubblico di casa, l'acqua che quotidianamente solcano e toccano sia di aiuto in questa sfida. Ricordiamo comunque che prima della prima partita di campionato contro Padova avevamo giocato una Coppa Italia sempre contro Padova e la differenza era stata già sostanziale di miglioramento della nostra squadra, quindi io mi aspetto che le nostre ragazze disputino una partita, ripeto, alla pari probabilmente è troppo, però sicuramente a buoni livelli, quindi mi aspetto una bella partita. Le riprese di Avelia ci hanno mostrato come un po' alla volta, anche di mercoledì, gli spalti delle piscine Montebianco si riempiono un po' alla volta. Ovviamente non mettiamo Giovanni in discussione la presenza degli ultra, ma anche tanti appassionati, tanti familiari, tanti amici, tanti sostenitori della pallanuoto arrivano anche in giornata feriale qui alle piscine Montebianco. Senza dubbio, anche perché comunque in acqua abbiamo delle giocatrici della nazionale italiana e di altre nazionali, quindi ha una risonanza notevole Padova, e comunque anche il nostro Verona pian pianino secondo me sta prendendo la sua parte di visibilità. Pronti a partire. Barretta e Bianco danno l'ultima occhiata ai campi, ai palloni. Un pallone sosta già al centro della vasca per dare il via a questa 10ª giornata. Non so se Giovanni ha avuto modo di addocchiare il roster veronese come parte. Sicuramente vediamo Cristina Logbo, ma è Maria Verzini che prova ad andare a giudicarsi il primo possesso palla, che è nelle mani. Non è partito il timer, quindi probabilmente ci sarà da rifare. Peccato, perché lo scatto era vinto, ma vedo che il timer degli 8... Ah no, abbiamo un minuto di silenzio. Sì, ci eravamo dimenticati, io penso sia stato fatto un minuto di silenzio per una grave perdita di un ragazzo del giovanili della CSS Verona, e quindi molto probabilmente è stato ricordato questo, un bel gesto. Ed è bello vedere come CSS riesca a accompagnare sia nel frastuono che nel silenzio e alimentare questo senso di famiglia che è questa società. Giulia Bartolini intanto, ancora 9 secondi per permettere a CSS di andare al tiro. Prova a liberarsi Giulia Carotenuto, ma la palla finisce nelle mani della Teani e riparte Plebiscito Padova. Non si aspettava il passaggio finale Giulia, però va bene così, un buon attacco. Adesso cerchiamo di difendere bene appunto per il disco. Abbiamo un'espulsione, numero 8, uomo in più Veronica Perna. Fuori Veronica Perna, dunque primo uomo in più per Plebiscito Padova, che può gestire questa azione d'attacco con una posizione di una giocatrice libera. Vediamo buono il giro palla per la Plebiscito Padova, prova a sganciare il tiro. Parata. Divina Nigro si oppone molto bene e riparte dalle sue mani. Brava Divina, una parata non facile, anche perché era ben piazzato il tiro, lei però ha letto perfettamente la traiettoria e ha fatto un'ottima parata. Brava Divina. Giulia Bartolini, 16 secondi per andare a impostare l'azione d'attacco. Ines Braga che cerca Crisa Logbo, che prova a alzare una palla delicata che però finisce tra le mani della Teani.
Buono però questo, Sì. questo scambio molto veloce sull'asse Bartolini-Braga a Logbo. Sì, muoviamo moltissimo il nostro attacco, la nostra azione dura poco, questo può essere poi sul lungo termine difficile da gestire, però per il momento va bene così, ottimo. Conclusione un po' forzata e contropiede di Chris Alogbo. Chris Alogbo, c'è anche Veronica Perna che sembrerebbe essere libera ma è subito chiusa dalla numero 7 del Padova. Elisa Quairolo prova ad andare a chiudere su Chris Alogbo. Giulia Bartolini prova a spostarsi rispetto alla posizione da lei occupata precedentemente, cerca ancora una compagna libera. Giulia, ancora 10 secondi per impostare l'azione, c'è Maria Verzini, potrebbe prendere il fallo e provare a tirare ben oltre la linea dei 5 metri, infatti sgancia da distantissimo un tiro che, Giovanni, proviamo a gustare il replay, sicuramente la palla è andata contro l'incrocio e si è fermata poco dietro le spalle di Laura Teani e la palla non aveva varcato completamente la linea. Rivediamo ancora, aveva dato solamente l'illusione del gol a Maria Verzini, era un tiro potentissimo e precisissimo. Elisa Quairolo intanto, plebiscito Padova, 8 secondi per andare al tiro quando manca 5:40 a fine del primo quarto, da distantissimo Divina Nigro si oppone tirando giù la serranda. No, credo sia stata un'ottima difesa di Veronica Perna. Sì, è stato il suo il tocco, quindi brava Veronica in difesa, ottimo, bene così. Giulia Carotenuto a centrovasca. Giulia Bartolini molto mobile in questa prima fase della partita, si cerca Veronica Perna, ancora Giulia Bartolini, aveva fatto male a Catania quella posizione, alla Gorlero, prova Ines Braga a mettere una palomba che va ben oltre la traversa. Si riparte, Laura Teani. Sì, purtroppo non era un tiro facile da parte di Ines da destra lì su quell'angolo da mancino, non è un angolo facile da trovare, peccato. Palla che sempre per Padova finisce nelle mani di Elisa Quairolo, che si prende senza alcun problema la responsabilità del tiro. Senza dubbio, gran tiro sul primo palo, per fortuna per noi fuori dallo specchio della porta, perché questo sarebbe stato un tiro ancora più difficile da parare probabilmente. Giulia Carotenuto, Ines Braga, Giovanni, non diamoci pace in questa prima fase della partita forsennata, da ritmi forsennati. Sì, c'è un bellissimo giro palla, le nostre ragazze continuano a muoversi, non danno punti di riferimento, va molto bene. Ancora Giulia Bartolini, si sta muovendo moltissimo. Ines Braga viene pressata. Abbiamo 4 secondi, va bene, va bene. Abbandonano la palla per questa azione d'attacco che si conclude con nulla di fatto. Palla dunque nelle mani nuovamente della plebiscito Padova, in particolare di Laura Barzon. Abbiamo Chris Alogbo, fa fatica a ritornare indietro, è un uomo in più per loro in movimento, cerchiamo di difendere bene lo stesso. Forza Chris, torna indietro velocemente se riesci. Attenzione da 1. E questo potrebbe... No, molto buona la fase difensiva. Temevo in un'espulsione, ma va bene così, avanti, stiamo difendendo bene, loro forse non stanno attaccando con troppa aggressività e questo li penalizza, però va bene, avanti così, forza Maria Verzini non deve demoralizzarsi per quel tiro che ha dato l'illusione del gol. Ines Braga prova a entrare il motoscafo portoghese, cerca Chris Alogbo che però commette il fallo. Fallo in attacco di Chris Alogbo e l'arbitro l'ha vista immediatamente. Si riparte ancora 0-0. Laura Teani, Chris Alogbo ancora indietro, quindi una sorta di uomo in più che si può giocare in movimento. Per fortuna non entrano aggressivissime, quindi riesce a recuperare Chris. Attenzione qui però, peccato, ce la siamo praticamente deviati in porta. Divina però era molto probabilmente battuta. Abbiamo una deviazione da parte di chi? Era venuta fuori tantissimo dall'acqua, non so se forse poteva essere Veronica, forse Veronica Perna, peccato. Comunque, se non vado errato, Carlotta Meggiato ha effettuato il primo gol della plebiscito Padova quando manca 3:17 alla fine del primo quarto. CSS Verona 0, plebiscito Padova 1. Triplice cambio effettuato da Stefano Posterivo e riparte Giulia Carotenuto. È a centrovasca o poco più avanti. Giulia cerca Maria Verzini, 20 secondi per andare al tiro. Ancora Giulia Carotenuto cerca, è una bella Giulia entrata, Bartolini, peccato, molto ben marcata in questo caso da Chiara Ranalli. Forza Elena. Borg, ancora Bartolini, 1-2 con Borg, Mancino di Borg che scarica
trova un pallonetto nuovamente e Laura Teani. Espulsione da parte dell'8 Veronica, probabilmente la seconda espulsione sua. Grave questo, se è davvero lei. Anche Giovanni Zaccaria si sta sbracciando, uomo in più dunque per Plebiscito Padova. Giro palla che inizia con un capovolgimento di fronte. Divina Nigro intanto cerca di organizzare le sue in difesa. 12 secondi per andare al tiro. Non è di Veronica, quindi forse lei si è salvata. Temo sia di Giulia Bartolini. Stiamo difendendo molto bene l'uomo in più. Attenzione qui, primi, mamma mia, gran gol purtroppo. Incrocia, la butta là sul secondo palo. Quirolo per il secondo gol di Plebiscito Padova quando manca 2:22 alla fine del primo quarto. Veramente poco, nulla poteva fare Divina Nigro. No, senza dubbio, e ovviamente, come ripetiamo ormai da inizio campionato, difendere contro queste squadre in uomini in meno, se già è difficile in uomini pari, ovviamente uomini in meno rischia di penalizzare molto di più. Dobbiamo stare più attenti, cercare di evitare espulsioni. Chiaro che il loro attacco è movimentatissimo e questo genera a volte l'espulsione. Staffetta intanto tra Giulia Carotenuto e Giochelli Peroni, che la Forza vediamo con Giorgia. la palla in questo momento. Da quella posizione ha Forza fatto già Giorgia. diversi gol. Ci prova anche quest'oggi con la palla che però finisce alla sinistra, scusate, di Laura Teani, oltre la linea di fondo, e riparte Plebiscito Padova 2-0-3 alla fine del primo quarto. Ancora una volta Elisa Queirolo prova a impostare l'azione. Palla dentro, Palla è recuperata, bene. Divina Nigro. Allora dobbiamo assolutamente stare attente quando andiamo a tirare con Giorgia Peroni, per esempio in posizione 3, che le ragazze di Padova non partono in contropiede. Forza! Chiamato time out. Peccato, scusate per questo silenzio, ma stavo cercando di capire cos'era successo. Time out chiamato da Giovanni Zaccaria. Sì, aveva fermato subito nel momento dell'espulsione, proprio per... Che Giovanni non ho capito se si stava mangiando le mani, poiché Cristina Alogbo era praticamente davanti a Laura Teani. Allora può essere, però se aveva in testa di chiamare il time out, il tutto è venuto molto velocemente, quindi purtroppo non poteva farci nulla. Speriamo che comunque con le direttive che sta dando ora si riesca a finalizzare bene lo stesso. Tutto intorno dunque a Chioccia, Giovanni Zaccaria. Oramai questo è il modo che ci diamo per raccontare i time out di CSS Verona, sia nella vittoria che nella sconfitta. È bello vedere come tutte le ragazze si radunano a ricevere indicazioni in merito alle azioni da svolgere, e in attacco e in difesa. Vediamo adesso però come si giocherà CSS Verona questa azione d'attacco con uomo in più per l'espulsione della Plebiscito Padova, credo di Gottardo, della calotta numero 4. Esatto, Gottardo, credo sia lei ad essere stata espulsa. Esattamente. Facciamo un buon giro palla, brave ragazze. Frisa Logbo, Berzini, Borg sgancia il tiro dalla distanza, ma non troppa. Non troppa, è un po' centrale, peccato. Da mancina si poteva tirare un po' più sull'angolo. Ci riproveremo. Nuovamente Plebiscito Padova 1-0-7, 15 secondi per andare a concretizzare l'azione d'attacco. Allora, purtroppo questa sera con i riflessi faccio fatica a vedere le calottine delle avversarie. Le nostre ragazze le riconosciamo anche dalla fisionomia e quindi non abbiamo bisogno dei numeri. Purtroppo le ragazze avversarie è più difficile, quindi ogni tanto le azioni d'attacco del Padova ve le diamo un po' controfallo, non so di chi, però perdiamo palla. Tuttavia Giovanni noto come, diversamente da altre occasioni, Cristina Logbo riesca a trovare quello spazio che forse gli potrà permettere nell'arco della partita di far male alle avversarie. È un fallo in attacco questo tutta la vita, perfetto. Avanti così. Sì, speriamo che appunto Chris riesca a distreggiarsi, anche se temo che questi due controfalli siano stati dati a lei, quindi un po' più di attenzione, un po' più di tranquillità lì davanti per non vanificare un'azione d'attacco che può tornare sempre utile. 23 secondi alla fine del primo quarto, quasi tutti quelli che può giocarsi CSS Verona. Giochelli Peroni nella posizione del pistolero. Veronica Perna prova delicatamente a infilzare Laura Teani, ma la palla si perde sulla traversa. Time out chiamato da Stefano Posterivo. Mancano 15 secondi alla fine del primo quarto e
Plebiscito Padova probabilmente si giocherà tutti questi 15 secondi per portarci verso la seconda frazione di gioco. Allora, purtroppo ciò che è il movimento, l'azione tecnica della palombella richiede una precisione e una sensibilità che nel complesso è difficilissima da trovare in una partita del genere, quindi forse io potessi consigliare alle nostre ragazze qualcosa è di tirare le classiche lavatrici che tanto agoniamo e speriamo e tanto ci mancano, e tanto ci mancano purtroppo, quindi io mi auguro che tornino a bombardare come sanno, perché la palombella è bella esteticamente ma noi abbiamo bisogno di saltare in piedi dalle sedie, quindi tirate forte ragazze. Ultimi 14 secondi per Padova. Rullano i tamburi intanto degli ultra della CSS Verona, mentre la Ranalli prova ad impostare l'azione. Va bene così, una buona difesa aggressiva, senza fallo, attenzione all'alzo e tiro perché Casson... È questa cosa che niente, okay, Giovanni ci ha appena descritto, ci ha appena evocato, si è verificata e per fortuna di Vina Nigro la palla si è spenta sul fondo. Prendiamo un fallo, dai che proviamo a tirare. Forza Maria Verzini. Non te lo dà, eccolo lì, forza, un alzo e tiro da 1 chilometro, buona fortuna. Ci prova però e la palla scheggia la traversa e ci sono ancora... No, non ci sono. L'infografica ci ha ingannato in questo momento. E il primo quarto si conclude qua. Con plebiscito Padova avanti di 2. Abbiamo visto nell'inizio gara tanto movimento da parte di tutte le squadre. Abbiamo visto delle buone difese di CSS Verona. Abbiamo visto Divina Nigro sicuramente attenta a ciò che accade. Questo non basta però per impensierire plebiscito Padova. Allora, una buona constatazione è che i 2 gol che abbiamo preso li abbiamo presi uomo in meno, il che rende appunto, come si dice spesso, la situazione molto più difficile, quindi non è che ci stia, però è comprensibile un gol in uomo in più, o meglio un uomo in meno. Sarebbe bella cosa e buona cosa quando l'uomo in più l'abbiamo noi concretizzarlo, perché è fondamentale, è un fondamentale della pallanuoto che non bisogna mancare, perché sono opportunità soprattutto contro squadre di questo calibro che poi di punto in bianco diventano pesantissime come mancanze. Pronti per il secondo tempo? Pronti per il secondo tempo. Giovanni Zaccaria ha dato ancora le indicazioni alle sue ragazze. Palla che viene posizionata da Divina Nigro probabilmente al centro della vasca. Sì, è proprio lei che va a preparare il pallone per la prossima disfida di nuoto puro. Questo nuoto Giovanni puro, altro fondamentale della pallanuoto. Comunque sono ancora qui che vorrei essere sicuro di quel tiro di Verzini, però qui in A1 abbiamo addirittura i giudici di porta, quindi insomma guarda, sono lì. Giovanni, per quanto io e te siamo uno accanto all'altro in questo momento, tu sei leggermente più dietro la porta, io sono più in linea con i 2 pali e ti devo confidare, la palla non era del tutto dentro, quindi mi fido, stiamo tranquilli. Di nuovo Giocelli Peroni per la prima azione d'attacco di questo secondo quarto. Braga, la lancia portoghese, abbiamo bisogno del motoscafo. Peroni ancora. Chiamiamo uno 16 schema. secondi per andare Vieni al avanti tiro. Giorgia, vieni avanti Giorgia. Ci stanno difendendo a M molto bene loro. Veronica Perna. Prendi fallo. Peroni, siamo 7 lontani. secondi, prova da distantissimo. Palla che viene deviata dalla difesa e quindi si riparte dalle mani della Teani. Allora va bene tirare a un certo punto perché se 3 è libero, però avviciniamoci alla porta Giorgia che diventa tutto più facile. Queirolo tenuta distante dalla porta da Verzini. Ancora Queirolo con Verzini, 16 secondi per andare al tiro. Gran palla al centro, benissimo. Palle al centro velocissime quelle di Elisa Queirolo, questa volta neutralizzate però. Sicuramente ha visto la sua compagna di squadra libera e l'ha servita subito, però un'ottima difesa, credo di Inies Braga, quindi bravissima a difendere la boa, lei che è minuta però bella nervosa. Borg intanto per Verona, Peronia, 1-2 con Borg, ancora scambio, Braga, vediamo cosa riuscirà a inventare, si guarda negli occhi con Crisalogbo, un piccolo gesto distinto da parte di Braga che cerca ancora Peroni, 4 secondi per andare al tiro, prova ancora da distantissimo Giocelli Peroni e questa volta oltre la Teani c'è anche la calotta blu numero 11 della Meggiato
ci permettono di arrivare fino in fondo nell'azione d'attacco, quindi dobbiamo assolutamente mettere in campo qualcosa di più per essere più pericolose. E questa giocatrice è leggermente libera. Brava Divina Nigro, non si fa ipnotizzare, grandissima, anzi ipnotizza lei a sua volta. Bravissima Divina. Con l'ultima falange Divina lancia adesso Borg e la dà a Perna, che prova a scaricare la lavatrice neutralizzata dalla Teani. Si riparte dai 2 metri, ovvero, per chi non fosse avvezzo alla pallanuoto, una sorta di calcio d'angolo per CSS Verona, per una nuova azione d'attacco, per nuovi 30 secondi. Braga prova a liberarsi. Ancora Borg, abbiamo bisogno del suo mancino. Peroni che chiama lo schema in questo momento, 23 secondi per andare al tiro. Ancora Borg, giochiamoli tutti. del pallone. Vai, cerca Chris Lobo, che fa una girata che impensierisce solo in parte la calotta rossa della portiera patavina Teani. Riparte lameggiato per Padova, 22 secondi per di nuovo un uomo in meno. Attenzione, proverà a metterla, no, niente, passano la palla, vedi, non si fidano a lasciare Chris in attacco da solo, quindi una ragazza del Padova torna, quindi alla fine si gioca a uomini pari sempre, meglio così. Ancora 10 secondi per loro. Palla plebiscito Padova, rovera il tiro da distante, pur rimbalzando sull'acqua la palla finisce tra le mani di Divina Nigro. Sì, Divina sta facendo una partita, usiamo questa bella similitudine, divina, e quindi che tristezza, chiedo scusa per questa, è una cosa orribile da dire, chiedo scusa. È un modo anche, Giovanni, per divertirsi qua insieme ad Andrea Colognese in regia. In questa giornata di pallanuoto, Maria Verzini, questa volta la palla finisce alla destra della Teani, alla destra del palo della porta difesa da Teani. Rilancio lunghissimo della plebiscito Stiamo Padova. combattendo. La calotta numero 10 delle Patavine, la Chiara Ranalli. Purtroppo è un contropiede ben 2 metri forse, quindi non è gol. Attenzione, un momento, no, chiediamo scusa, cerchiamo di comprendere anche noi cosa è successo. Intanto però la regia ci mostra un replay che è profetico e conferma la bontà del gol, del terzo gol del plebiscito Padova. Sì, non stiamo giocando affatto male, anzi peccato solamente per qualche distrazione come questo contropiede che portano il punteggio sul 3-0 purtroppo, e questo pian pianino crea un solco pesante da ricucire. Intanto abbiamo adocchiato qui dalla nostra postazione, alle spalle di Giovanni Zaccaria, alle spalle delle ragazze in panca, Andra Campara e Massimo Dell'Acqua, qua in questo mercoledì a sostenere le ragazze in vasca. Prova a entrare intanto Braga che cerca e trova il coccodrillo di San Lorenzo, l'alligatore Cristina Logbo in un bel tap-in che porta CSS nuovamente a -2, CSS Verona 1, plebiscito Padova 3. Cristina Logbo, l'avevamo profetizzato, Giovanni, aveva la capacità oggi di liberarsi un po' di più rispetto alle altre occasioni, e quando l'alligatore e quando Cristina riesce a liberarsi fa davvero male alle difese avversarie. Temevo in un'altra palomba di Ines Braga e avrei lanciato cuffie e telecamere in acqua, ma per fortuna si è decisa a passare una palla perfetta. Chris, gol perfetto, ottimo così. Intanto nuovo uomo in più per plebiscito Padova, poiché la nostra numero 3 Francesca Cressoni è finita nel pozzetto, dunque qualche secondo difesa. Bene ragazze, qualche secondo non finalizzato a plebiscito Padova. Nigro 4:09 alla fine della seconda frazione di gioco. Ancora la lancia portoghese Ines Braga prova a liberarsi, difesa. Aspettiamo Francesca che torna al pozzetto, così giochiamo a uomini pari. Perfetto, diamo un palla a Giulia, forza Giulia. Eccola là, Carotenuto, vice capitano, aveva preso una gran botta. Vai Veronica, mamma mia. Una gran botta, Giovanni, Giulia Carotenuto contro Catania. Una gran botta provata anche nel tiro da Veronica Perna in questo momento, che però è un nulla di fatto. Dobbiamo rimettere a fuoco la porta, assolutamente. Forza Veronica, però molto meglio fuori che palombe mal riuscite, quindi forza ragazze. Ancora Nigro
il tiro della Plebiscito Padova quando manca 3:38, 26 secondi per andare a impostare l'azione d'attacco. Bartolini ancora ben oltre i 10 metri. Vai Giulia, avanti. Ci entra CSS Verona ai 10 metri con Carotenuto che prova a far avanzare Bartolini che cerca ancora Braga, che entra brava dentro, Ines. fa una bella giravolta, ancora Elisa Queirolo. Palla a favore di CSS Verona. Bartolini cerca Dai, Cressoni dal pistolero. Cressoni prova il tiro. Questa volta c'è la mano della difesa patavina e la mano dell'arbitro con la T che indica time out chiamato da Stefano Posterivo. Allora, senza dubbio Padova si sta attendendo i nostri tiri, molto spesso la parata viene da un loro difensore, quindi dobbiamo essere più incisivi in attacco. Vedo che Francesca prima di tirare ha avvisato le sue compagne che stava tirando per non prendere controfuga, questo però rischia di vanificare il tiro perché la difesa si attende il tiro e quindi sono praticamente schierate. Cerchiamo di essere più incisivi in attacco, la difesa sta andando molto bene, abbiamo Divina perfettamente inserata, quindi diamo fiducia a lei e magari cerchiamo di ripartire prima. Telecamera intanto sul time out di Plebiscito Padova che giocherà questa azione d'attacco quando mancano poco più di 3 minuti al cambio di campo. Posterivo lancia in vasca letteralmente le sue. Giovanni Zaccaria già preparato l'azione di difesa e intanto parte l'Ines on fire degli ultra del CSS Verona. Plebiscito Padova, Queirolo difeso da Cressoni che commette un piccolo fallo. Vai Francesca, va bene. Ancora pressing molto alto di Cressoni Sì, ottimo, su ottimo. Queirolo. Attenzione, va 18 secondi per impostare E l'azione. stiamo Ci tenendo- prova attenzione. Ranalli a Benissimo. impostare il Allora, raddoppio su Ranalli. Braga che lotta come un leone, si aggiudica questo pallone che lancia a Giulia Bartolini. Avanza Bartolini, cerca in questo momento Alogbo. Elisa Quairolo chiude, Teani mette in cassaforte. Forse il passaggio al centro era un po' rischioso perché era già raddoppiata. Chris poteva forse andare Giulia fino in fondo, però probabilmente la vista libera e nulla di fatto. Poteva forse entrare veramente Giovanni, Sì, Plebiscito, poteva sembrava. entrare di più. 11 secondi per Plebiscito per impostare l'azione quando ne mancano poco. Attenzione. Più di 2 minuti. Tiro dalla distantissima di Quairolo, ancora Nigro che porta la palla alla sua destra e quindi 2 metri per Plebiscito. 27 secondi per andare al tiro. Alla Casson, ex come ci ha ricordato Sì. Giovanni Polo ad inizio gara. Mancina temibile, gran recupero palla, bravissime ragazze, siamo attentissime in difesa, ma molto bene. Concretizziamo in attacco e la vinciamo questa partita. CSS Verona 1, Plebiscito Padova 3, 1:51 alla fine della seconda frazione di gioco. Braga intorno ai 8-9 metri, Bartolini si avvicina intorno ai 5, forse anche più. Cerca Crisoloppo che si muove, rigore Giovanni per CSS Verona per questo fallo commesso sull'alligatore di San Lorenzo. Han provato a metterla sott'acqua, abbiamo visto spuntare su il braccio e vediamo chi si incaricherà di andare a battere questo rigore. Maria Verzini, forza Maria, Verzini dai. contro Teani. Prova Verzini e realizza, scarica senza pensarti su, più di 2 secondi. Maria Verzini realizza il secondo gol di Verona che va a una lunghezza da Plebiscito Padova quando manca 1:38 alla fine del secondo quarto. CSS Verona 2, Plebiscito Padova 3. Per CSS Verona un gol realizzato da Chris Alogbo, un gol realizzato da Maria Verzini che doveva rifarsi di quel gol che abbiamo già citato, di quella palla sulla riga che non è entrata, ma ora sì. Sì, per fortuna, gran rigore, brava Maria, ha battuto benissimo. Forza adesso, sotto di 1 andiamo a concludere questo secondo tempo e poi gli ultimi 2 che saranno durissimi. 1:37, 26 secondi Oh, per che andare al espulsione tiro. sciocca questa, Francesca, peccato. Siamo al secondo fallo Sì. commesso da Francesca Cressoni, finita 2 volte nel pozzetto, quindi nuovo uomo in più per Plebiscito. 20 secondi
ancora per questa Attenzione, attenzione. azione d'attacco. Gira molto Primo bene la palla, Mamma, gira sopra. molto bene la palla del plebiscito Padova e finisce anche in fondo alla rete di Divina Nigro dopo una serie di deviazioni, come ci propone la regia di Comunque un tiro HD. perfetto sopra la testa del portiere, uno dei tiri più difficili per un portiere, Soprattutto da parare. se deviati. Soprattutto se deviato, quindi questo è un coefficiente di difficoltà altissimo. 4-2, forza ragazze, non molliamo. E non mollate, perché io e Alessandro possiamo urlare quanto vogliamo, ma la parte la fate voi lì dentro, quindi forza. Si abbevera Giovanni Zaccaria, intanto invasca l'arbitro, consegna la palla nelle mani di Giulia Niente. Carotenuto, che la riconsegna. È bucata. Ah, palla bucata. Palla bucata, a rifare. Niente. Allenamento di tiri tra arbitri e giocatrici. Va bene, a posto. Momenti risolto. di ilarità che anche Se la la ridono, pallanuoto ci meglio così. sa donare. Carotenuto, quando manca 1:15 alla fine del secondo quarto. Difesa molto alta questa volta dei Padova. Carotenuto cerca Verzini, che prova a dare un'occhiata, ma c'è un fallo. Giovanni, ci racconti questo fallo? Suo, perché l'arbitro sostiene che non abbia battuto, ha fatto la finta del tiro e poi non ha alzato la palla per rimetterla in gioco, e questo è controfallo. Fiscalità a volontà, però vabbè, è giusto. Ah, peccato, questo è un gol al volo, e questo non dobbiamo subire. Padova sappiamo che è Padova e quindi non possiamo prenderla sotto gamba solo perché siamo vicini nel punteggio. Dobbiamo tenere la testa sulle spalle e difendere come abbiamo difeso fino adesso. Divina non può fare miracoli, ne ha già parato una montagna, quindi la sua parte la sta già egregiamente facendo, quindi torniamo a difendere come abbiamo difeso fino ad ora. Nulla potuto sul gol di Alessia Millo. Si riparte, CSS Verona, 46 i secondi che ci dividono dalla fine della seconda frazione di gioco. Bartolini ancora intorno ai 6 metri, fucilata di Giulia Bartolini, Giovanni, che si Peccato. stampa sull'incrocio. Il tiro era perfetto, peccato che non siamo stati attenti alla deviazione, perché potevamo recuperare palla tranquillamente, però niente, attacco loro, ultimi 30 secondi d'azione. Quairolo, E palla quasi recuperata, peccato. ancora palla nelle mani di Quairolo, 16 secondi per andare al tiro. Fallo, è giusto. Questa volta fischiato contro plebiscito Padova. Riparte Giulia Bartolini, dicevo, ha scaricato una fucilata, velocità di tiro impressionante. Time out chiamato a Giovanni Zaccaria. Rifiatano loro, Giovanni, rifiatiamo per favore un po' anche noi, perché questi mali di stagione in queste giornate poi della merla, come si suol dire, un po' più fredde delle altre, ci portano via un po' di voce, ci fanno venire un po' di tosse e raffreddore, sì. quindi rifiatiamo un attimo anche noi. Abbiamo ultimi 15 secondi, speriamo di giocarli con attenzione e concretezza. Cerchiamo di concretizzare questa azione d'attacco, perché stiamo giocando bene, le ragazze sono sul pezzo, devo dire. Però dobbiamo tenere a mente che stiamo giocando contro Padova, una squadra che l'anno scorso ha semplicemente vinto il campionato e da 5, 6, 10 anni a questa parte è una delle più competitive in assoluto, quindi dobbiamo tenere a mente questo, non sottovalutare mai il loro attacco, perché è terribile e temibile. Adesso attacchiamo noi però, 15 secondi. Hanno dentro tutte le giocatrici più forti, quindi difenderanno a pressing quasi sicuramente. Bisogna cercare di liberarsi e creare una possibile azione. Fuori Carotenuto, dentro Perna, tutte le tiratrici nostre più pesanti. Forza Elena. Borg, 5 secondi per andare al tiro, fallo a favore di CSS Verona. Perna, abbiamo bisogno della bomba di Veronica Perna, che c'è un po' troppo centrale, un po' troppo sulle mani della Teani, che neutralizzando questo tiro ci conduce al cambio di campo, ci conduce a concludere dunque questa seconda frazione di gioco sul punto
Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Ben ritornati alle piscine Montebianco di Verona, bentornati per la partita CSS Verona plebiscito Padova, bentornati su Avelia HD che ci permette in questa stagione 2018-2019 di raccontare la pallanuoto femminile, la pallanuoto della Serie A1, la serie dei campioni. Riparte la sfida tra Verona e Padova. Azione d'attacco di questo terzo quarto nelle mani, prima azione d'attacco nelle mani di Verona. Chris ha preso palla, credo, quindi ottimo, i nostri scatti stanno andando bene e emotivamente e emozionalmente aiuta molto il primo scatto, quindi avanti così ragazze. Bella palla al centro, forza, dai che palla recuperata, rigore! Nuovo rigore per CSS Verona. Borga aveva cercato, se non vado Giulia Carotenuto che è riuscita a prendersi questo fallo, questa volta nelle mani di Giulia Bartolini, il bomber. Vai Super Barto, abbiamo bisogno di questo gol per accorciare nuovamente. Gli arbitri chiedono le distanze corrette tra le diverse giocatrici, tra chi batte, tra chi è in porta, tra chi difende. Ancora Giulia Bartolini, purtroppo neutralizzata con una bella parata da Teani. Sì, letto il tiro, brava Teani, gran portiera devo dire. Comunque non demotiviamoci, forza Giulia. Poi Rolo. Prova Padova quando mancano 12 secondi a cercare colazione d'attacco. Ottimo, brave ragazze. Palla un po' corta questa della Quairolo, sulla quale sono avventate come degli avvoltoi 3 delle nostre giocatrici, quindi attentissime. Bene così, forza Giulia, avanti, torniamo in attacco. C'è bisogno che Bartolini, Giulia, non si demoralizzi per questo rigore sbagliato. Ci saranno sicuramente per lei altre occasioni nel corso della partita, nel corso magari anche di questi ultimi 9 secondi che dividono CSS Verona da questa azione d'attacco. Elena Borg, l'abbiamo detto l'altra giornata, riesce a fare delle cose, a far sembrare delle cose semplici, in realtà delle cose difficili. Riesce a far sembrare delle cose difficili molto semplici. Scusate, ma stavamo guardando il replay di questo bellissimo gol di Elena che porta CSS Verona 3 e porta il tabellino di Elena ancora più in avanti nella classifica cannonieri. Elena va quasi sempre a segno. Espulsione questa. Ci sta Giorgia, le mani sotto vengono punite sempre. Stiamo attenti, forza. Prima espulsione per Giorgia, comunque i nostri difensori sul centro. Mamma mia, ci è arrivata infine in porta. È saltata su. Oramai abbiamo imparato a conoscerla. Carlotta Meggiato è saltata su, è infilzato Divina Nigro. 6-3. Ne facciamo uno, ne subiamo uno, dobbiamo riprendere contatto, si può fare. 6-36, forza CSS Verona, Giocelli Peroni prova a impostare la nuova azione di attacco. Ancora Bartolini. Borga ancora, abbiamo bisogno del suo mancino. Elena, tu devi solo tirare nella vita, devi solo tirare in porta perché quel mancino lì è meraviglioso. Borg ancora 11 secondi per andare al tiro, ancora un 1-2. Borg, Bartolini, chissà chi proverà ad andare al tiro. Ci prova, va bene, peccato. Ci prova Bartolini. La direzione era perfetta, solo un pelo troppo alta, peccato. Torniamo a difendere bene, ordinate, forza ragazze. Abbiamo fatto dei cambi, no? Forse è stata Silvia Mattioni a tirare. Forza Silvia. Sì, era Silvia Mattioni, il 2 ci ha ingannato, l'1 meglio, accanto a quel 2 ci ha ingannato.
Peroni su Quairolo, prova a imbastire l'azione, ancora Plebiscito Padova, 13 secondi per andare al tiro, buon tiro palla di Plebiscito Padova. Andiamo addosso, forza, attacchiamo. 1-2, trameggiato Emillo, ma Divina Nigro neutralizza, 5-48, si riparte dalle mani della Nigro che la dà a Borg. CSS Verona prova a rimbastire Valchiria Mattioni lì nel centro, 1-2 con Bartolini, ancora Silvia Mattioni. Borg riceve la palla in questo momento. Forza Silvia Mattioni, peccato per questo 3 secondi. questo pallone. 3 secondi. Tira. Ci prova dalla distantissima, ci prova a tirare la lavatrice, lo possiamo dire. Veronica Perna infilza la Teani sul secondo palo. Brava Veronica, una lavatrice certo. un po' più piccola, Giovanni, che passa e sta sullo stretto. Una lavatrice in un secondo ha tirato, che comunque ha tutto il nostro rispetto perché ha tirato un bellissimo missile a fil di palo, quindi brava Veronica, devi tirare così, no, con le palombe. Bene. CSS Verona 4, Plebiscito Padova 6, 5-18 alla fine del terzo quarto. Cambio tra le file della Plebiscito Padova. Quairolo prova a rimpostare l'azione d'attacco e io e Giovanni ci siamo alzati in piedi. Sì, esatto, 5 minuti del terzo tempo mancano, quindi sarà una fatica fare questa partita qua, ma va bene, siamo disposti a soffrire per voi. Difendiamo bene, forza alta, va bene. Tiro piuttosto alto della calottina blu. È un quasi contropiede, quella è nuotare sopra, arbitro. Chris Giovanni, ti prego di limitarti al commento tecnico per quanto ci è dato di sapere. Ancora Braga prova a destreggiarsi tra le avversarie. Borg, Giochelli Peroni prova a cercare ancora Perna, sembra ispirata. Verzini, Peroni prova dalla posizione del pistolero, un po' alta Giovanni, un po' troppo alta. Non dobbiamo avere fretta, anche se vediamo il tempo scorrere, piuttosto buttiamo palla lato, torniamo in difesa bene, perché se no se la mettiamo sul nuoto Padova può farci malissimo. Quairolo cerca, attente, questa è libera, forza ragazze. La Dario che prova a scaricare pesantemente sul palo, per la fortuna della portierona Nigro della CSS, che la dà a Ines Braga. 24 secondi per impostare l'azione d'attacco, 4 minuti tondi quelli che dividono dalla fine della terza frazione di gioco. Ancora Braga, 15 secondi per andare al tiro. Braga cerca le compagne. Borg, Elena da 3, forza. Ancora Braga, 8 secondi per andare al tiro. Sarà ancora Borg provare il tiro. Telefonato nelle mani della Teani, Giovanni. Anche se il tiro era buono, è che stiamo tirando da molto lontano e ovviamente così si fa dura. Attenti a Barzon che è in contropiede. Torniamo a difendere, potrebbe tirare su. Palla trattenuta, brave ragazze. Si smarca bene Barzon, ma arriva Falco Braga a fermare questa azione d'attacco. Gran lettura difensiva di Ines, qui si vede tutta l'esperienza, perché ha fatto una lettura perfetta, ha visto che provava il dribbling e è andata ad anticipare subito il movimento, bravissima. Borg, ancora Braga, entra moltissimo nelle linee difensive Patavine e questa volta gli arbitri affidano il gol a Ines Braga. Una serie di rimpalli, anche la regia, qui in regia ci diciamo sì, questa volta la palla oltrepassa completamente la linea di porta. Nulla può fare la Teani se non mettere il numero 5 davanti ai gol fatti da CSS Verona. Questa volta un po' merito di Ines Braga, un po' merito della testa della Teani che l'ha buttata dentro. Brava Ines, comunque è entrata moltissimo, è stata molto profonda nell'entrare nelle linee difensive Patavine. Quairolo prova a rilanciare l'azione di Padova, che fino ad ora, Giovanni, ha risposto ad un gol con un gol. Sì, è vero. Attenti a Barzon, gran bomba. Abbiamo visto tremare la porta sotto questo cannoneggiamento di Laura Barzon. Sì, palla nelle mani di Nigro ancora. Laura è temibilissima, un destro micidiale, ci è andata bene.
Temevo fosse deviazione, invece non è stata ravvisata dall'arbitro, quindi bene così, palla nostra. Ancora CSS Verona, 22 secondi per andare al tiro. Un 1-2 Braga Bartolini. Palla al Bartolini centro, che cerca fallo. dentro. Cerca Giovanni. Credo Giorgia, perché ho visto un paio di cambi del nostro coach e credo sia sì, c'è Giorgia Prandini in acqua, il nostro capitano. Queirola ancora per plebiscito Padova. Cerca Espulsione di chi? l'ameggiato che fa in modo che la nostra Peroni, Giorgia Peroni vada nel pozzetto. E la seconda per Giorgia, stiamo attenti. Uomo in più per plebiscito Padova. Fanno girare palla benissimo loro. Attenti a Queirola che tira. Anche Barzone, sono una più pericolosa dell'altra. Ci tirano addosso. Pesantissimo questo tiro e un'azione d'attacco sembra trasformarsi in una pista di lancio per il motoscafo portoghese. Stiamo Che facendo viene raggiunto, Giovanni. quello che un po' hanno fatto loro nei primi due tempi, cioè ci mettiamo praticamente in porta per difendere anche noi come il portiere e aiuta questo. Il loro tiro non è preciso e riusciamo a sventare anche questo attacco. Poco più di 1 minuto e mezzo alla conclusione della terza frazione di gioco. CSS in attacco a 8 secondi per andare al tiro. Braga prova a cercare dentro. Bella idea. Bartolini, ma Teani riesce Espulsione a di chi? Del fermare il tiro. Espulsione contestuale di Giorgia Prandini e time out richiesto da Stefano Posterivo per un'azione nuova di attacco con una nuova possibilità di uomo in più. Parte intanto, Giovanni, il tifo degli ultraveronesi, di tutto il pubblico che anche quest'oggi ha praticamente riempito tutti gli spalti, quando siamo 5 per CSS Verona, 6 per plebiscito Padova. Che bella partita. Bellissimo. Ora noi a inizio partita avevamo detto speriamo di potercela giocare alla pari. Poteva sembrare una chimera, nel senso che poteva tranquillamente non essere così. Anche perché l'andata era finita 14-6. Ma certo, e la partita di una settimana prima era finita molto peggio, quindi i miglioramenti si sono visti e si vedono. E è chiaro che non è questa la partita che dobbiamo vincere, ma se la vinciamo sarebbe solo una soddisfazione gigantesca per le nostre ragazze, quindi per onore, per gloria, per gioia, proviamoci fino in fondo. Riparte plebiscito Padova per questo uomo in più che parte con Queirolo. Difendiamo bene, unite, vicine, un bel giro palla, attente, controlliamo i pali. Forza Veronica sul braccio. Mina Nigro ben posizionata sul primo palo. Sì, è che questo cambio lato continuo distrugge un portiere, ma attenzione. Prepara e insieme alla Nigro, che si è lanciata addosso a questa palla lanciata dalle attaccanti di Padova. C'è anche il lancio del pubblico veronese che si è alzato in piedi per esultare per questa parata che ha neutralizzato una possibile azione d'attacco che poteva fare male alla difesa veronese. Nuovamente CSS Verona, palla intercettata quando mancano poco più di 30 secondi alla fine della terza frazione di gioco, intercettata dalla difesa della plebiscito Padova, che può reimpostare per 20 secondi una nuova azione d'attacco. Bravissima Giulia Carotenuto. The Wall era un po' che non la evocavamo, Giovanni. The Wall, questa volta The Wall è riuscita a spizzare il tiro, a darlo nelle mani della Nigro, e ha dato modo così a Giovanni Zaccaria di chiamare un time out che ci porterà là nelle zone di Laura Teani. Vediamo intanto la bellissima parata della Nigro nel replay proposto da Vegli HD. Divina dovrà ricevere un contratto da calciatore per rimanere a Verona, perché penso che qualsiasi squadra vorrà questo portiere dopo questa performance, perché si sta veramente difendendo da leonessa, sta facendo una partita perfetta, bravissima. Continua così, tieni botto un altro tempo che non facciamo passare nulla da quella porta lì e dobbiamo andare a farli noi i gol. Forza ragazze, 20 secondi per l'ultima azione del terzo tempo e poi dritte nel quarto tempo a soffrire, ma magari a togliersi una gran soddisfazione. C'è da sperare, Giovanni, come accennavi, che CSS si gusti tutti questi 20 secondi. Senza dubbio, speriamo di sfruttarli bene. Giovanni avrà sicuramente organizzato l'azione d'attacco, vedo già del movimento, dei tagli, Ines Braga, peccato. Bartolini, Verzini,
14 secondi alla Facciamo girare conclusione. il palla, vai Veronica, di nuovo, vai Giulia. Ancora Bartolini, Verzini. Siamo un po' lontane da... 6 secondi per andare al tiro, li stiamo giocando tutti bene. Peccato per questo tiro di perna. E Teani prova dalla distantissima a impensierire la Nigro. Ma il terzo quarto si conclude qua con CSS Verona ferma 5 e Plebiscito Padova che non scappa via e si ferma a 6. No, dobbiamo tener conto dei parziali, perché aiuterebbe a capire ancora di più quello che stiamo facendo oggi, perché io credo che nel terzo tempo non ci siano stati gol di Padova, o forse uno, quindi comunque abbiamo mantenuto un'ottima difesa, bravissime ragazze fino adesso, una cosa meravigliosa. Sì, io sto cercando di tener conto dei gol fatti, ma dai miei appunti siamo 3-3, quindi mi sono un attimo perso in certi passaggi. Purtroppo la foga e il ritmo di questa partita è forsennato e quindi so che il risultato è 6-5, però le nostre ragazze si stanno difendendo veramente benissimo, bravissime. Giovanni Zaccaria spinge le sue ragazze, anche quelle in panca incitano quelle che sono in vasca, e questo dà prova di una squadra che vuole esserci in questo derby tutto Veneto, Giovanni, perché un po', diciamocelo, c'è anche quello da senza dubbio annoverare. Contro Padova è sempre un derby, quindi in realtà ci giochiamo molto di più che una semplice partita, come sempre. Di sicuro dobbiamo stare attente alle espulsioni, perché quasi sicuramente Giorgia ha 2 espulsioni, quindi attenzione a non prendere la terza, e credo anche Francesca Cressoni ne abbia 2, quindi sempre attente in difesa. Forza ragazze, dai, ripartiamo. Ultima lotta per la prima azione d'attacco del quarto, vediamo chi va a sfidarsi. Per CSS Verona Chris, credo. sarà ancora nuovamente Chris Alogbo, il nostro alligatore. Dall'altra parte della Plebiscito Padova, Giovanni, francamente Non siamo lo so. troppo distanti, la mia miopia non mi aiuta a decifrare il numero di Calotta. Sei scusata, io questi riflessi che stasera hanno aiutato poco, molto meglio il sole, devo dire, molto meglio il pomeriggio. Pronti, via. Partiti dunque per l'ultima frazione di gioco di questa 10ª giornata. Prima, l'abbiamo detto più volte, Chris, dobbiamo iscriverla anche alle Olimpiadi di nuoto, perché li prende tutti lei i palloni, bravissima. peraltro Chris Alogbo che viene da una trasferta con la nazionale canadese. Sì, verissimo. Forza, giriamo bene palla, forza Giulia. Bartolini ci pressano, alla grande. intorno ai 7 metri, prova a darla a Braga ancora con Bartolini, 9 secondi per andare al tiro. Forza Verzini Maria. al suo tiro, Siamo forse lontani. siamo molto lontani. Deviata. Forza recuperata. Vai Veronica, vai Veronica. Perna, un Te che tua, vai. po' pressata, un Va bene, secondo va bene, va bene, per va bene. andare al tiro. Non poteva fare effettivamente nulla Veronica, se non No. buttarla lì e iniziare a tornare per Assolutamente. impostare l'azione di difesa. Sembrava un po' trattenuta, perché sembrava proprio non riuscisse a muoversi, però niente, non è stato ravvisato nulla. Attenzione qui, recuperiamo palla, brava, non ridiamogliela. Queirolo, ma Brave. Chris Alogbo mette tutti d'accordo e la dà nuovamente nelle mani della compagna in porta. Bartolini, 24 secondi per impostare l'azione. Si guarda intorno, Giulia Bartolini, Alogbo, Stiamo giocando con Chris fuori, a Boa penso ci sia Giulia Carotenuto, Verzini, vediamo se inventerà qualcosa. Ancora 6 secondi, si cerca dentro Giulia Carotenuto che Giulia. prova a liberarsi, fallo a favore di 2 secondi CSS. però. 2 secondi, Sì, un tiro che forse No, era all'interno dei 5 metri, non valido. non era esatto. nemmeno valido. Esatto. Riparte Plebiscito Padova. Comunque sia Giovanni, 4 tempi giocati molto intensamente. Ma da senza entrambe dubbio, le non ci siamo squadre. fermati un attimo. Attenzione a Queirolo, che bomba, mamma mia. Per fortuna, Colpo di mortaio di Elisa Queirolo. senza dubbio. Riparte CSS, riparte Bartolini. 6:24 alla fine della partita questa volta. Bella palla al centro, forza! Carotenuto intanto ha era fatto Chris. staffetta Ah, con sì. Chris, si sono scambiate la posizione in boa Teani, mentre la Logbo accampa ancora dalle zone da Teani. Fa fatica, Chris sta prendendo botte a destra e a sinistra. Attenzione a Queirolo, bella difesa.
Perfetto. Padova è decisamente non il Padova che conosciamo comunque. Forza Chris, dai che contropiede. 1 contro 1, Crisalogbo, fallo! Nuovamente commesso in difesa. Nuovo rigore per CSS Verona che porta a 3 i rigori concessi a suo favore. Effettivamente tutti e 3 rigori presenti, sacrosanti. Senza dubbio. Vediamo se sarà Maria Verzini, realizzatrice del primo gol, o Giulia Bartolini che invece potrebbe andare a rincuorarsi con un gol su rigore. No, è ancora Verzini, Maria, sì. Verzini contro Teani. Vediamo come reagirà. Verzini ancora, prova a scaricare, peccato, la palla si stampa sul palo e il boato del pubblico ci dice tutta la delusione per questo gol che poteva portare il pareggio della CSS Verona, ma tutto ancora da giocare. 19 secondi per andare al tiro, 5:38 alla fine della partita. Fallo commesso da Giulia Carotenuto, uomo in più per Plebiscito Padova. 5:32 alla fine della partita. Quairolo imposta l'azione di questo uomo in più, pressa moltissimo, Bartolini fa girare la palla. Va bene, la Plebiscito ci sta. ancora Plebiscito Padova. Mamma mia, non ha delle mani, ha delle pale per mettere la pizza in forno questa sera Divina Nigro al posto delle mani. Ne ha fermate tantissime. Vediamo ancora, grazie alla regia che non ci ha fatto perdere questa azione d'attacco del Verona, ma forse voleva proporci la bellissima parata ancora una volta di Divina Nigro. Quairolo, ancora Plebiscito Padova, 16 secondi per andare al tiro, 4:46 alla fine della partita. Imposta una nuova azione d'attacco le ragazze di Stefano Posterivo. Crisalogbo tiene ancora distante la Quairolo, entra in realtà, ha la possibilità di entrare, ma ancora è marcata Alessia Millo che la butta fuori. Palla nelle mani della Nigro. Zaccaria non molla un colpo con le sue ragazze, le invita a spingersi e a spingere più pesantemente sull'acceleratore perché il pareggio è lì a un passo. Braga ancora prova a impostare. Giovanni, scusa se ho preso il dominio qua della telecronaca, ma c'è ancora Crisalogbo che la mette dentro. L'alligatore di San Lorenzo ci fa venire la pelle d'oca perché CSS Verona 6, Plebiscito 6. Che finta Giovanni, l'alligatore di San Lorenzo. Il pubblico impazzisce e io francamente la pelle d'oca. Anch'io, ha fatto una cosa meravigliosa. Volevo solo dire che se la mettiamo sul punto di vista del nuoto rischiamo di soffrire e invece andiamo a pareggiare, quindi non dico più nulla. E bene così. E l'alligatore di San Lorenzo, Giovanni, ci fa ancora la sua doppietta. Brava, che Chris. non manca mai. Brava, Plebiscito Padova, 4:03 alla fine della partita, 19 secondi per andare a impostare il tiro. Adesso viene fuori tutta la grinta delle leonesse della CSS. Fallo, ancora una palla in attacco per la Plebiscito Padova. 7 secondi per andare al tiro. Si spinge Veronica Berna contro Alessia Millo, ma non commette fallo. Questa volta prova a scaricare il tiro Padova. Si riparte però con un'azione d'attacco della CSS Verona. Divina Nigro la lancia portoghese, Ines Braga prova il suo dribbling come solo lei sa fare. 21 secondi per andare al tiro. Giulia Bartolini scarica il tiro, Giovanni, che va di poco oltre la traversa. C'è una deviazione, 2 metri, e ci sono i 2 metri. È 2 metri. Va a incaricarsi dei 2 metri. Vediamo chi è. Verzini. Vai Maria. 3:31 alla fine della partita. Tutti i 30 secondi da giocare. Giochelli Peroni intorno ai 10 metri, parte centrale della vasca. In boa abbiamo Crisalogbo. Bartolini prova a destreggiarsi sulla difesa di Padova, cerca Avanti, Giochelli Giorgia, Peroni che Giorgia. potrebbe avanzare. 16 secondi, abbiamo bisogno dei gol anche dei pistoleri. Si allontani. Verzini intorno ai 7-8 metri, chissà se proverà a tirare, difficilmente. Bisogna provarci, ma siamo 11 secondi ancora Giochelli Peroni, 10 secondi, prova con un costume peraltro rotto. Crisalogbo prova a muoversi bene, ma la palla viene neutralizzata dalla Plebiscito. Laura Teani ancora, 3 minuti tondi alla fine
alla fine della partita, lancio lungo per la Queirolo che prova la nuova impostazione Addosso, per Maria. l'azione d'attacco della Plebiscito Padova, difesa molto attenta in questo caso della CSS Verona, Giochelli Peroni come un falco sugli attaccanti, bellissimo il raddoppio, peccato un po' falloso ma senza l'espulsione, tiro dalla distantissima, Divina Nigro fa sì con le mani, mi sembra la polizia stradale quando ti ferma e dice l'ho fermata, Che controfallo questa palla, fischiato. controfallo Che controfallo di CSS. fischiato. Quindi nuova azione d'attacco. Giovanni, stai con me, stai in mia compagnia perché qua le emozioni fioccano e dobbiamo raccontarle insieme. Queirolo prova ancora un'azione d'attacco, la Plebiscito Padova 2:25 alla fine della partita. Giro palla, la Plebiscito Padova, bella difesa di Ines Braga, palla che si spegne sul fondo, questa volta c'è un piccolo parapiglia in zona d'attacco, Veronica Perna fa un po' la furbetta, time out chiamato da Giovanni Zaccaria, tutta intorno alla chioccia, Giovanni Zaccaria per questa azione d'attacco della CSS Verona. Non so se lo vedete in sovraimpressione, ma siamo CSS Verona 6, Plebiscito Padova 6, mancano 2 minuti alla fine della partita e qui le Montebianco, Giovanni, sono caldissime nonostante i giorni della merda. È venuto fuori una partita incredibile. Speriamo adesso di arrivare in fondo. Guardate, allora l'unica cosa da fare assolutamente è non perdere la testa in acqua. Noi possiamo anche perderla. Il fatto che Giorgia sia uscita dalla vasca tenendosi il costume significa che qualcosa ha subito e il costume è distrutto, quindi non aver fischiato nulla è un po', non so, un controsenso, perché c'era chiaramente una trattenuta che ha distrutto una spallina del costume. Giovanni, Però le tue parole non tradiscono l'emotività che emani in questo momento, devo dire. Complimenti per la plomb. è il caso, perché sono sudatissimo, è stata una cosa memorabile fino ad ora. Spero che possa essere ancora di più e Avelia poi riprenderà un disastro alla fine della partita, perché mi tuffo dentro, lo giuro. Avelia HD, che ringraziamo perché permette alla gente che è a casa di seguire questa partita che speriamo di potervi raccontare nella maniera più emozionante possibile. CSS Verona ancora in possesso di palla, 22 secondi per andare al tiro, si sente anche la voce del capo ultra Loris Castagnini che dà anche lui le sue direttive al pubblico. Ancora Verzeni, allontani, però. 14 secondi per andare al tiro, siamo ancora intorno agli 8-9 metri. Si raddoppiano Chris Braga. in mezzo, è difficile così, si è lontanissimo. Braga prova a impostare, Giulia Forza Bartolini, Giulia. abbiamo bisogno del colpo di mortaio di Giulia Bartolini, che invece prova, forse date le sue origini toscane, a fare una parabola che ricordava la cupola del Brunelleschi, come abbiamo già detto, ma non è nulla di fatto. Laura Teani prova a passarla alla Queirolo e quindi nuova attacco CSS Verona, palla intercettata, uno stoppone clamoroso, degno dell'NBA di Bartolini. Ancora Nigro, 1:30 alla fine della partita, 26 secondi per andare al tiro. Pesante queste emozioni qui alle piscine Montebianco, qui a Verona. Sì, Bartolini ancora, Andiamo avanti, vai che sei Giulia. nella posizione del pistolero. Avanti, Giulia. Carotenuto, ancora Bartolini, 9 secondi per andare al tiro. Abbiamo bisogno della fucilata di Giulia Bartolini, prova a darla dentro Ines Braga, che però non trova The Wall. Carotenuto, un gesto di stizza di The Wall, ma la palla è una bella ancora, scappata. Giovanni, è ancora nelle mani della Teani. Plebiscito Padova prova a lanciare. Attenzione, forza Chris, torna Queirolo, Chris. 1 contro 1, Chris torna pesantemente, forse Queirolo prova a cercare Va bene, il dentro fallo due di metri, rigore, nessun problema. ma invece non è così. Andiamo a pressare, però Prova non azione perdiamoci. d'attacco. Ancora Queiruolo, Addosso Chris. Chris Alogbo prova a difendere Forza, ancora. forza, palla 4 secondi, persa forza. dalla Ranalli, 3 secondi per andare al tiro. Divina Nigro neutralizza questo tiro telefonato. Giovanni Zaccaria invita un po' la calma, invita un po' a premere l'acceleratore, insomma invita a vincere le sue. Assolutamente. Quando mancano 25 secondi alla fine della partita, 18 secondi per andare al tiro, non ci sono più forse time out disponibili. No, probabilmente 19 no. secondi alla fine della partita, 11 per andare al tiro. C'è ancora la possibilità per un tiro per parte, questo sì. Ines Braga, 8 secondi, 7 secondi, Brava Ines, 6, tienila fino in 5, fondo. 4. Fallo commesso dalla Plebiscito Padova. Ines Braga chissà cosa proverà a fare. Dai, Cerca Chris, Alogbo, dai, che prova Chris. a girarsi quando probabilmente è il gol di
di Chris Alogbo, che va a realizzare il settimo gol della CSS Verona sulla Plebiscito Padova. È impazzito il pubblico qui alle piscine Montebianco, non si capisce cosa l'allenatore Posterivo chieda agli arbitri. Ha preso il giallo Posterivo perché la Giovanni, ti invito ad andare ad aggiornare lo score mentre il pubblico, la regia ci porta sul pubblico impazzito. Siamo impazziti pure noi. 7 CSS Verona, 6 Plebiscito Padova, mancano 3,7 secondi. Abbiamo un errore per piccolo l'infografica. Stefano Posterivo ha chiamato il time out. Zaccaria, i tutti intorno alla chioccia. Zaccaria, il pollaio, la chioccia, e tutti, Pulcini, tutti. È una gran confusione. 7 CSS Verona, 6 Plebiscito Padova. Davvero può succedere di tutto. Può succedere, Giovanni, che ci sono ancora 3 secondi e 7. Forza. Azione di difesa. Forza. Divina Nigro urla cercando Bisogna di solo mettere tenere le la palla sue. lì. Anche la regia gioca un po' con questa pazzia che un po' ci accompagna tutti. 2 secondi per andare a tiro distantissimo, e CSS Verona si aggiudica il derby Veneto. CSS Verona 6, Plebiscito 7, Plebiscito Padova 6. CSS Verona inizia alla grande questo girone di ritorno. Giovanni, non potevamo pensare nulla di meglio per iniziare questo girone di ritorno, che ci ritrova emozionati, tutti in vasca, tutti a urlare. Anche chi è stato in panca scende per gridare la vittoria in questo derby Veneto. Scusate se le vostre casse dei computer, degli smartphone stanno andando in distorsione, ma non è colpa nostra, è colpa delle emozioni che la pallanuoto sa dare, le emozioni che le nostre ragazze ci hanno saputo dare quest'oggi. 7 CSS Verona, 6 Plebiscito Padova. Sono senza parole. Esplode il tifo della curva veronese. Stefano Posterivo ancora al tavolo di giuria per andare a richiedere spiegazioni in merito ai gol di CSS Verona. Tutte in vasca. Giovanni, ho bisogno di te qua al mio fianco per raccontare questa vittoria straordinaria. L'abbiamo detto, la partita, siamo qui di mercoledì, il giorno è feriale, qui la gente, qui il pubblico è qui a Veglia, siamo qui noi a raccontare questa partita, una partita che abbiamo detto sarà difficilissima, una partita che però abbiamo detto che sarà bellissima, una partita ricca di gol, una partita senza momenti di pausa. E scusate se io non sono stato zitto fino adesso da quando è finita la partita, ma l'emozione è enorme, Giovanni. Guarda, io sono senza parole. All'inizio della partita avevamo detto possiamo giocarcela alla pari e abbiamo vinto, Ale. È una cosa meravigliosa, una soddisfazione enorme. Penso adesso andiamo a chiamarle tutte, l'intervista la facciamo a tutte, mandiamo pure lo spot se dobbiamo andare. Vediamo se Aveglia ci sta per lanciare lo spot. Noi intanto andiamo a cercarle, perché Giovanni, la partita di oggi dà la netta percezione che qui è una squadra che gioca. Certo c'è Chris Alogbo, certo c'è Verzini, c'è Bartolini, c'è Perna, ma c'è una Divina Nigro spettacolare oggi, c'è De Walker tenuto, c'è Giochelli Peroni sempre nella zona del pistolero, ma c'è anche, te lo dico, c'è anche Michela Sbarberi che è stata in panchina tutta la partita e si è buttata in vasca, pure lei, c'è Silvia Mattioni. Quindi tutte mettono in campo qualcosa. Giulia Giovannini era impazzita là nella dirigenza, nella parte della dirigenza. E ancora le riprese di Gianni Patuzzo e la regia di Andrea Colognese ci portano a vedere questi abbracci delle nostre ragazze della CSS Verona per questa vittoria forse sperata, ma a questo punto, Giovanni, diciamolo, meritata. Ma certo, il cuore che non hanno messo le ragazze questa sera è incredibile. Noi adesso ve le andiamo a prendere tutte, poi vediamo cosa viene fuori. Arriviamo subito. Lanciamo gli spot intanto. E ancora un grazie che ci avete seguito. A tra poco con le interviste qui al parterre.
Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Amici di Avelia HD, un saluto nuovamente ritornati qui alle piscine Montebianco di Verona. La gioia non si contiene, l'abbiamo detto, sono i giorni della merla questi, però oggi qui a Verona è caldissimo, ed è caldissimo perché il derby veneto se l'è aggiudicato la CSS Verona, 7 CSS Verona, 6 plebiscito Padova. Giovanni, dove sei? Giovanni, vieni qua, è tutta la telecronaca che ti cerco. È tutta la telecronaca che ti cerco, perché abbiamo raccontato una partita bellissima. Abbiamo detto e abbiamo iniziato dicendo che sarebbe stata una partita difficile, ma una partita non impossibile, perché qua tutto può succedere. Eravamo in tantissimi anche oggi, che è un giorno feriale, che è mercoledì, non è il fine settimana, eppure eravamo in tantissimi e ognuno ha fatto il suo. E però, per raccontare meglio questa sfida, abbiamo avvicinato colei che abbiamo detto che questa sera non si è portata in campo le mani, si è portata in campo 2 palette per infornare la pizza. Divina Nigro, cosa una parola o di quello, facciamo così, ma di quello che vuoi di questa partita. Io penso che noi siamo incredibili perché abbiamo fatto una cosa che nessuno pensava avremmo mai potuto fare. E niente, ancora non ho ben realizzato, quindi 2 minuti abbiamo vinto. Diciamo, Giovanni, che sono state rispettate, sono stati rispettati tutti i topos di CSS Verona. La doppietta di Chris Alogbo che non manca mai, De Walker ottenuto che la va a spizzare, Divina Nigro, Giochelli Peroni nella zona del pistolero, e poi la lavatrice che ci sta anche nei piccoli spazi, Veronica Perna, che l'ha messa là sul secondo palo. Chris Alogbo, dov'è Chris Alogbo? Cioccolatino! Vieni qua Chris. No, il mio inglese è pessimo. Lei può rispondere in inglese, in francese. In francese? Una parola per descrivere questa partita. Le début d'un nouveau siècle, un nouveau retour. Le début d'une équipe qui va sortir du ciel. Se qualcuno ci può aiutare con la traduzione. Non si traduce. Chris Alogbo, come è andata la tua trasferta? Penso che il ritorno è stato fantastico. Sì, ritorno con questa gente felice, una squadra sempre motivation, sempre pronta ad affrontare nessuno davanti, andiamo insieme, facciamo le nostre cose e basta. Giovanni Polo qui con me, mentre salutiamo qua di fronte a noi Gianni Patuzzo alla ripresa, Andrea Colognese in regia. Un attimo.
Giulia che ha ottenuto, mentre parte, il blu sarà nel cielo e gustiamocelo così. Aspetta che finiamo il canto. Scusate ragazzi un attimo, volevo dire grazie al pubblico perché senza di loro non ce l'avremmo mai fatta! Signore e signori, dalle piscine Monte Bianco è tutto, non finisce qui la pallanuoto giocata, non finisce qui. Non finisce qui la Serie A1, continuate a seguirci perché la prossima trasferta sarà in terra sicura, sarà a Catania e lì ci sarà da andare a prendere una vittoria importantissima per questo campionato di Serie A1, per questo campionato della pallanuoto. Giovanni, la finiamo così perché la festa ci aspetta. Ciao da Velli HD, ci vediamo, viva la pallanuoto!